Ecco, ci dica il signor... Sono Andrea Michele, il presidente della banda musicale di Madrisio di Fagagna e delle Masoret Furlanutes. Abbiamo una storia di oltre 150 anni e anche il gruppo della banda e anche le Masoret hanno 50 anni, festeggiato da poco. Qui oggi ci troviamo a Udine, abbiamo deciso per un gemellaggio con una banda di Vigone, banda e Masoret. È un momento particolare, un bel momento di scambio musicale ma anche di amicizia. Siamo voluti venire qua a Udine in un posto stupendo, magnifico, per far vedere qualcosa di caratteristico e importante del nostro territorio. E siamo venuti qua a farle sfilare, per mettere in mostra quello che le realtà locali e le tradizioni locali portano avanti con tanta passione e entusiasmo, dai ragazzi a quelli più anziani, che sono le colonne che tengono vive le nostre associazioni, le realtà paesane anche, no? Così. Bravo, complimenti. 3 giorni di festa a Madrisio, una festa che diciamo è abituale ogni anno, appunto per tenere unito il gruppo, ma anche per avere questi scambi musicali. Questa sera a Madrisio si esibisce la banda locale di Madrisio, appunto con le Masoret, in uno spettacolo con tante coreografie, costumi. E vi invito tutti, se siete ben accetti, abbiamo anche i chioschi ovviamente. E abbiamo iniziato venerdì con bande musicali, bande giovanili. Ieri sera si sono esibite queste bande di Vigone e stasera è il nostro turno. È importante questa possibilità di unire la gente attraverso la musica, perché oltre a tenerli uniti, fare gruppo permette di migliorare anche la comprensione tra la società, tra i friulani. Esatto, portiamo avanti delle tradizioni locali, la musica non è solo una crescita personale, è uno sviluppo musicale, ma anche un qualcosa di sociale che tiene in un ambiente sano i ragazzi. E a fianco a loro ovviamente ci sono quelli più anziani che trasmettono la passione che ha la storia della banda in pratica, no? In una realtà positiva che ovviamente li fa crescere, li tiene uniti, fa gruppo.